Cordiale saluto amici di Wii Sport e ben trovati allo stadio Luigi Riccardo Gurrera di Sciacca. Si gioca la 20ª giornata nel campionato di eccellenza siciliana, dove l'Unitas Sciacca, dopo la vittoria per 2-1 sul campo del Marineo, ospita la capolista del girone A. Parliamo dell'Enna di mister Pippo Strano, che nell'ultima gara disputata ha vinto per 3-1 contro il Cus Palermo. Grazie alle immagini a cura della società neroverde passiamo al film del primo tempo. Subito Mistretta va a combinare con Licata, l'ex Marina di Ragusa la mette sul secondo palo, dove il compagno Domenico Messina non riesce a trovare la coordinazione giusta. Minuto 14, Licata con questo calcio di punizione condizionato e come dal vento fortissimo anche a Sciacca ieri. Caruso in qualche modo al minuto 33, cross in mezzo allontanato sui piedi di Domenico Messina, che con questo bel destro di prima intenzione imbuca l'angolino e fa 1-0. Lo Sciacca è avanti, l'Enna reagisce al 42esimo, la spizzata di Agudiac per Arcidiacono, 1 contro 1, lascia fermo l'avversario. Arcidiacono mira il palo più lontano, batte Zummo, fa 1-1, ha pareggiato l'Enna. Rivediamo la magia di Arcidiacono, soprattutto nel dribbling, poi freddissimo e glaciale a trovare il pareggio con questo bel piattone. Non può nulla l'estremo difensore dello Sciacca quando al 44esimo arriva un tentativo di Mistretta a centro area. Caruso deve fare gli straordinari. Passiamo al film della ripresa, gara che resta combattutissima, Cocimano dentro per Arcidiacono, conclusione con il destro, respinge il portiere Zummo da una parte all'altra. L'abbiamo detto, le offensive si ripetono. Al 58esimo, punizione da 35 metri di Cocimano, chiude invece in avanti l'Unitas Sciacca al minuto 76, conclusione che termina fuori di Messina. Termina così il match al Gurrera, Unitas Sciacca 1, Enna 1 e adesso gialloverdi a +2 sull'Agragas.